Stai parlando al telefono mentre passeggi. Quando vedi una persona che si accascia al suolo, cosa fai? Prendi il telefono e fai un video, sperando di diventare virale sui social. Guardate followers, un ragazzo giovane che se non è morto sta per morire. Te ne vai, perché sicuramente ci sarà qualcun altro pronto a soccorrerla. Tanto arriverà qualcuno, dai. Ti avvicini e provi a capire se la persona è cosciente. Come controlli se la persona è cosciente? La metti alla prova usando l'arma più letale che hai. Cerchi di capire, con estrema dolcezza, se si è solo preso un piccolo riposino. Un caffè? Ehi! La chiami a voce alta e la scuoti leggermente per vedere se reagisce. Se hai il telefono con te, cosa fai in caso di emergenza? Fai una diretta su Instagram. C'è per caso tra i miei followers un medico che mi può dire cosa devo fare? Chiami una persona che ti è sempre stata vicina. Mamma, ascolta, aiutami te perché mi... Chiami l'118 per chiedere aiuto immediato. Padova Emergenza, buongiorno. Sì, pronto, sono qua con un ragazzo a terra che non è cosciente. Dove ti trovi? Al parco Fistomba. Respira? No! Se vedi qualcuno, mandalo a prendere il defibrillatore. L'118 ti dirà se c'è e dove si trova quello più vicino. Metti il telefono in viva voce. Ti guiderò io ad effettuare le compressioni toraciche. Aprilo e segui le indicazioni che ti dà. I soccorsi sono già partiti. Rimani calmo. Iniziare esponendo il torace del paziente. Applicare bene l'elettrodo senza pellicola blu sul torace esposto del paziente. Non toccare il paziente. Shock consigliato. Premi il tasto lampeggiante rosso per erogare lo shock. Shock erogato. Eseguire 30 compressioni rapide. Il defibrillatore può salvare vite. Basta seguire le istruzioni. Non serve essere medici, ma serve essere pronti. Sì, sono un eroe praticamente, certo. Non ho nessun video. Lo so che sarebbe utile per i social, ma... Canale. Ehi, Allora, sei fantastico, ti ho riconosciuto. Grazie. Tra l'altro ho fatto un video... Dell'emergenza? Sì, però se c'è un problema lo cancello, no, non sta cancellarlo! Questo video è a puro scopo dimostrativo e divulgativo e non sostituisce alcun corso e attività di training teorico-pratico del corso BLSD.